Il Comitato Olimpico Internazionale ha scelto la nostra candidatura Dolomiti Valtellina come sede delle nuove Olimpiadi giovanili invernali del 2028. Altra vittoria, Veneto in prima fila e grazie a tutti per averci creduto. Il CIO l'ha annunciato nel primo pomeriggio durante la 143esima sessione della sua assemblea a Losanna, formalizzando l'assegnazione degli Olimpiadi giovanili invernali 2028 al progetto Dolomiti Valtellina, che non ha dovuto sgomitare per affermarsi. 89 i sì a 1 su 90 voti validi con 2 astensioni, risultato finale. Candidatura unica, già raccomandata lo scorso dicembre dall'esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale durante l'assegnazione dell'assemblea. Dolomiti Valtellina 2028 unisce Lombardia, Veneto e Trentino e si poggia sulla legacy di Milano Cortina 2026. Ancora una volta un grande evento in Veneto, nelle nostre Dolomiti, ripercorrendo ovviamente le sedi di gara che sono state realizzate, sono state ammodernate per le Olimpiadi invernali 2026, ma questa volta per un'altra grande occasione. È un'espressione di fiducia del CIO nella capacità dell'Italia di offrire eventi di sport invernali eccezionali e di livello mondiale, ha dichiarato il presidente Thomas Bach. L'Italia è pronta a mettere cuore, passione e competenza per ospitare un evento che sarà anche significativa opportunità di crescita per l'intera nazione, ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi oggi a Losanna con il presidente del CONI Malagò, i presidenti della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, l'assessore veneto allo sport Corazzari e i campioni olimpici Diana Bianchedi e Antonio Rossi. I giochi si disputeranno dal 15 al 29 gennaio 2028 e 7 delle 11 sedi proposte saranno già utilizzate nel 2026. In provincia di Belluno, lo Sliding Center e lo Stadio Olimpico di Cortina.